ringraziamo per questa operazione che avete deciso di fare in Veneto. Rappresenta di fatto il punto di riferimento per le forze americane e per noi veneti significa, lo ricordava prima l'ambasciatore, 245 milioni di lavori, peraltro nei quali basterebbe guardare i nomi nei silos delle malte o dei calcestruzzi per capire che sono veneti, e quindi grazie anche per il coinvolgimento delle imprese venete. 245 milioni di lavori, 900 persone che ci lavorano, e ovviamente sono maestranze soprattutto dei nostri territori, ma ricordiamolo, prima nel briefing che abbiamo fatto, ringrazio il comandante per averlo organizzato, ne viene fuori un altro dato che è bene ricordare: un gettito poi a regime di circa 300 milioni di euro, il che significa stipendi a lavoratori, significa gettito di tasse, fiscalità, movimentazione commerciale. Questo vale l'operazione Dalmolin. E devo anche ricordare, un giorno un bambino mi ha chiesto ma il significato della bandiera americana. Io gli ho detto: se non ci fosse quella bandiera noi non avremmo la democrazia. Varrebbe la pena di ricordare che in virtù di questa bandiera noi abbiamo avuto la liberazione dal nazifascismo e poi tutto quel processo di democrazia.